Anticipare e precettare i segni e le azioni che potrebbero salvare la vita alle donne che in casa come fuori subiscono violenza anche solo psicologica dai propri compagni di vita. Di seguito ecco come dovrebbe funzionare il cosiddetto progetto contro la violenza e cosa manca alla sua effettiva attuazione. Il piano antiviolenza è un insieme di azioni coordinate nei territori che devono presupporre il coinvolgimento di molti enti ed istituzioni, in primis i comuni con la conferenza dei sindaci che deve chiedere alle ASL di prevedere i servizi antiviolenza nei propri territori. Manca un coordinamento stretto ed importante con le questure che devono avere persone preparate all'accoglienza, ad accompagnare le donne che vogliono fare denuncia. Mancano strumenti adeguati negli ospedali, nei pronti soccorso, dove una donna ricorre quando veramente purtroppo ormai ha già subito violenze importanti, e lì in quel momento delicatissimo bisogna mettere in atto tutte le azioni perché le donne non tornino nelle case dove i mostri le hanno massacrate, ma trovino accoglienza immediata in strutture adeguate, protette, dove possano essere seguite, accompagnate a fare la denuncia, ad allontanare le persone che hanno portato questa violenza nella loro vita. Quando una donna arriva al pronto soccorso è già tardi, la violenza è in atto da tempo e su questo dobbiamo essere tutti in prima linea.